I gestori delle attività di intrattenimento e ristorazione sono contrari alla nuova ordinanza del sindaco di Agrigento che gli impone di anticipare la chiusura. Chi entra a suo malgrado al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento non racconta mai esperienze positive. Immigrazione, soccorsi sì, porti aperti no. Il neoministro ha le idee chiare, zero tolleranza verso le navi ONG. Ars, prima seduta il 10 novembre. Quarti di finale di Coppa Italia, l'Acragas vince l'andata e domenica in campionato affronterà la Pro Favara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento nasce il comitato dei gestori delle attività di intrattenimento e ristorazione. Chiedono al sindaco di revocare l'ordinanza che impone loro di chiudere all'1 di notte. Arturo Cantella. Nasce il comitato dei gestori delle attività di intrattenimento e ristorazione di Agrigento, il primo atto firmato da tutti, è un documento destinato al sindaco Vincichè. Dal periodo di forte crisi legato alla pandemia e all'ordinanza sindacale di chiusura e non solo, i gestori delle attività di ristorazione, una cinquantina circa al momento, che versano in condizioni di evidente criticità, non ci stanno. Ieri, nel corso di una riunione svoltasi al ristorante Alcalante di San Leone, hanno deciso di costituire un comitato. Sentiamo alcuni dei protagonisti. Oggi un incontro qui a San Leone per discutere su tematiche importanti come il caro bollette. Ecco, cosa pensate di fare e quali obiettivi? Più che il caro bollette, noi oggi ci siamo riuniti per questa ordinanza sindacale per noi totalmente senza senso, dopodiché ci costringono a chiudere all'1 di sera, dove noi andiamo a fare i nostri incassi dopo quell'orario, durante quell'orario e dopo quell'orario, per problemi di ordine pubblico che sono legati al comune, sono legati alle forze dell'ordine, non sono cose che riguardano noi locali, Movida, è quello a cui veniamo definiti. La riunione di oggi nostra c'è stata per creare un nostro comitato, per andare a raggiungere in questa maniera un colloquio, un dialogo con il comune, con l'amministrazione, con il prefetto, con la questura, in maniera tale da poter gestire queste loro esigenze insieme alle nostre. Una cosa molto semplice che credo che bisogna che sia fatta nel più breve tempo possibile, anche per andare a pensare non ad adesso ma al nostro futuro, come siano le feste di Natale, di Capodanno, perché una volta che il comune si incomincia ad abituare così in questa maniera, chiudete all'1, ce lo faranno fare anche a Natale e a Capodanno. Quindi per noi questo è l'importante, questo comitato che va a tutelare la nostra categoria, che non è mai stata tutelata da nessuno. Ecco, si sente anche l'emergenza energetica? Certo che si sente, oltre a questo ci vengono a chiudere nell'orario migliore per noi, dove andiamo ad incassare il maggiore della sera, soprattutto il sabato e il venerdì. Io le posso garantire che da quello che ho visto nella settimana scorsa io ho perso più del 50% dei miei incassi solo nel sabato, quindi noi così avanti non possiamo andare. Quindi creiamo questo comitato proprio nella speranza di raggiungere questo dialogo ed evitare di andare a creare queste insofferenze, soprattutto nostre, della nostra categoria. Pensa che ci sarà una massiccia adesione da parte degli esercenti? Già qui siamo parecchi, anche nonostante l'orario, e nel futuro aderiremo proprio tutti, completamente tutti, dai ristoratori a qualsiasi altro tipo di commerciante che c'è nella nostra zona, proprio per raggiungere quello che ho poc'anzi detto. Allora, intanto diciamo che la riunione di oggi nasce sotto la spinta involontaria di una ordinanza, dell'ennesima ordinanza che riteniamo sia per noi assolutamente inaccettabile in termini anche di principio, perché non crediamo che la responsabilità degli atti violenti e dei disordini che purtroppo avvengono in tutte le città d'Italia sia risolvibile con la chiusura dei locali, soprattutto quando ciò avviene sempre nei periodi nei quali per festività noi dovremmo raccogliere qualcosa in più. Quando si prevede che ci può essere una affluenza maggiore della gente, perché la gente è in vacanza, allora si chiudono le attività.
È una equazione che non funziona, lo ha dimostrato negli anni, perché non è la prima ordinanza con questo tenore che viene fatta, sono sempre state fatte e si sono sempre ripetute queste cose, quindi certamente non è questa la soluzione. Ci siamo guardati, siamo sentiti telefonicamente, abbiamo deciso che era il momento di fare valere il nostro peso. Noi siamo ormai una realtà che ha cambiato la storia della produttività agrigentina e del lavoro agrigentino negli ultimi 20 anni. È un comparto e un settore che è cresciuto spontaneamente, che vede il sacrificio di tanta gente, che autonomamente apre delle attività prendendosi dei rischi. Ora, questo comparto ha bisogno oggi che ci siano delle leggi chiare, che ci sia un modo di operare chiaro per poter programmare le proprie attività. Non è possibile arrivare alla vigilia di festività importanti e trovarsi il giorno prima un'ordinanza che ci impone orari diversi e chiusure. Tutto questo a scapito di un sistema, di un comparto turistico che non riesce a fare sistema. E allora chiediamo, sulla scorta di questo, intanto che al Sindaco, se volesse avere la gentilezza di riceverci, e soprattutto per discutere della possibilità, dell'eventualità di abolire intanto o modificare l'ordinanza nell'immediato, ma soprattutto per proporci come parte di un tavolo che insieme debba affrontare e programmare, non oggi per domani ma oggi per un anno almeno, le dinamiche che vengono poi a regolamentare delle nostre attività. Sono il rappresentante del gruppo Vifra che si era proposto di risolvere il problema della sicurezza nei locali della Movida. Dopo la riunione con i commercianti mi hanno chiesto di andare a parlare con il questore e con il prefetto per vedere se loro sono d'accordo a un servizio privato di sicurezza nei locali che possa anche garantire, comunque, grazie alla legge 383 del codice penale, la sicurezza nelle vie cittadine, in quanto qualsiasi cittadino, magari questo molti cittadini non lo sanno, in flagranza di determinati reati, soprattutto alla persona, possono intervenire a bloccare i facinorosi. Quindi noi siamo disposti a prenderci carico di questa situazione, di questo impegno, e speriamo che ci ricevano sia il prefetto che il questore, così da poter chiarire a livello normativo e a livello legale, diciamo, la faccenda. Dopodiché i commercianti sono propensi ad accettare la nostra proposta di mettere la sicurezza sia a San Leone che ad Agrigento nelle vie della città. Una sicurezza privata? Sicurezza privata, sì, pagato da tutti i commercianti, come già avevamo detto nelle precedenti interviste. Quindi noi siamo disponibili e siamo aperti a questa soluzione, a disposizione dei cittadini. La lite, le bastonate del figlio della vittima che ha assistito all'omicidio del padre, la fuga e la cattura. Nel pomeriggio di ieri a Catania una discussione tra condomini finisce nel sangue. 80enne spara ad un 46enne. I dettagli nel servizio. Omicidio a Catania. 4, forse 5 colpi di pistola esplosi in rapida successione. Poi la fuga. Nel primo pomeriggio di ieri un 46enne, Samuel Nizzari, è stato ucciso a colpi di pistola in via Carrubella 93 nel quartiere di San Giovanni Galermo. A sparare, nonostante i colpi di bastone ricevuti dal figlio, minorenne della vittima, suo malgrado testimone del gravissimo fatto di sangue, sarebbe stato un 80enne, Camillo Bonaccorsi, al culmine di una lite per futili motivi tra vicini di casa. L'assassino, che non vive nella stessa palazzina ma aveva lì un deposito garage, è stato rintracciato dalla polizia nella sua abitazione di Pedara ed è stato portato in questura. Durante l'interrogatorio ha avuto un malore ed è stato trasferito in ospedale. Pare che la discussione sia nata per alcuni lavori fognari che dovevano effettuarsi nello stabile. Samuel Nizzari, che lascia 2 figli adolescenti e la moglie, abitava al secondo piano della palazzina e già in passato pare che avesse avuto discussioni con Bonaccorsi, e quanto afferma un vicino di casa. La vittima ha sempre lavorato come rappresentante di prodotti alimentari e agroalimentari, era una persona tranquilla, dedita alla famiglia, conosciuta da tutti. Probabilmente Bonaccorsi aveva pianificato tutto nei dettagli. All'appuntamento con la vittima, il pensionato si è presentato con una pistola alla cintola. Ieri pomeriggio, poco dopo pranzo, Camillo Bonaccorsi ha citofonato in casa di Samuel Nizzari.
e ha invitato il rivale a raggiungerlo in strada. La vittima è scesa in pantaloncini e infradito, convinto probabilmente di non doversi attendere alcunché. Invece, dopo pochi istanti, si è innescata l'accesa discussione che ha portato il pensionato a impugnare la propria arma e a fare fuoco. Nonostante la presenza di alcune persone sul posto, lo avrebbe certamente inchiodato. 2 bambini, sì. Sì, una moglie e 2 bambini, una ragazzina e un altro ragazzino. Ovviamente che sono ancora in età scolare e giustamente si è venuta a creare questa situazione qua, purtroppo. Ne piangiamo le conseguenze. Io ero al lavoro, me l'ha detto mia moglie, che è la sorella del defunto, purtroppo defunto. Quindi Samuel è suo cognato? Certo, sì. Non le aveva detto se c'erano problemi con dei vicini? Guardi, noi onestamente ultimamente i rapporti, siccome io sono separato con mia moglie, non abbiamo avuto rapporti molto, molto stretti al momento, però ovviamente quando ci vedevamo siamo sempre stati in buoni rapporti, perché ripeto, la persona onestamente è una persona meravigliosa, una persona splendida, che qua lo conoscono tutti quanti nel quartiere e tutti quanti possono testimoniare di questa situazione. Di qua a essere ucciso barbaramente, come un animale sul ciglio di una strada, onestamente è una cosa raccapricciante. Anche perché è stato un vero e proprio agguato, cioè è stato atteso. Sì, perché mi hanno detto quale guardia onestamente che era in ciabatte, quindi di conseguenza una persona non è che va in giro in ciabatte e gli dicono magari scendi che discutiamo la cosa, di qua, poi ovviamente si esce fuori per dire un'arma e si fa fuori quella persona, onestamente è un modo, non esiste un modo buono sicuramente, ma questo è molto barbaro sicuramente come metodo. Lasciate ogni speranza o voi che entrate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Eugenio Cairona. Martedì mattina una signora di Cammarata viene colpita da un ictus. Immediata la corsa verso l'ospedale di Agrigento. Ad accompagnare la donna il figlio, il quale mai avrebbe immaginato di arrivare in un luogo infernale per le condizioni di sovraffollamento che non consentono di prestare le cure con la dovuta urgenza e soprattutto di destinare i pazienti nei reparti. Invece, come è successo alla signora cammaratese, gli ammalati vengono adagiati sulle barelle e lasciati ad attendere il turno per salire in reparto. Mia madre, dice il figlio, è stata parcheggiata per 24 ore in corridoio davanti la porta dell'unico bagno, a dir poco indecoroso. Ho scattato delle foto per mostrare l'indecenza e sono stato rimproverato dal personale dell'ospedale. A questo punto mi sono qualificato come giornalista e nel giro di pochi minuti qualcuno è intervenuto a ripulire il bagno. Questa la triste storia di tutti i giorni al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. Una situazione al limite della sopportazione con gli ammalati sottoposti alla Via Crucis. Non è possibile che una persona che ha subito un ictus rimanga per oltre 24 ore in parella nel corridoio del pronto soccorso. Come dicevamo, non si tratta di un caso isolato purtroppo e il sovraffollamento mette a rischio ulteriormente la salute. La denuncia del giovane giornalista questa volta speriamo ottenga risposte, anche perché, bisogna dirlo con orgoglio, l'ospedale di Agrigento si distingue anche per le cose buone grazie alle eccellenze come la cardiologia e la emodinamica, fiore all'occhiello del nosocomio agrigentino. Praticamente, ed è proprio così, il pronto soccorso rimane l'unica spina dolente della struttura di Contrada Consolida. Una sola condanna, quella dell'ex direttore dei cimiteri Cosimo De Roberto, e 5 assoluzioni. Si chiude il primo grado del processo in abbreviato per un presunto giro di mazzetta al cimitero dei Rotoli di Palermo, che secondo la procura sarebbe servito per accelerare le sepolture in un contesto caratterizzato da anni da una cronica emergenza legata all'assenza di posti. Apprendiamo la notizia da Palermo Today.
La sentenza è stata emessa dal GUP Lirio Conti, che ha solo parzialmente accolto le richieste formulate dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dal sostituto Francesca Mazzocco, che avevano coordinato l'indagine che il 2 ottobre del 2020 fece finire agli arresti domiciliari proprio De Roberto, al quale sono stati inflitti ora 4 anni e 10 mesi. La richiesta del PM era di 5 anni e mezzo. Della vicenda ci occupammo anche noi di Video Sicilia. Sono stati invece assolti l'impresario funebre Nunzio Trinca, per il quale erano stati invocati 4 anni di reclusione, e il fioraio Rosolino Lo Cicero. Per lui la richiesta era di 2 anni, difeso dagli avvocati Vincenzo Loref e di Enrica Marassà, assolti come richiesto anche dalla procura. Pure Rodolfo Zanardi, collaboratore amministrativo ai rotoli, il seppellitore Andrea Senapa, difeso dall'avvocato Guido Gallipò, e Natale Roberto Catalano, titolare di un'altra agenzia di pompe funebri, la San Michele, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Silvana Tortorici. Il giudice ha anche deciso di prosciogliere le impiegate in servizio ai rotoli, Maria Grazia Martino e Margherita Maggiore, un dipendente di Palazzo delle Aquile, Giovanni Giacomo, e un altro seppellitore, Francesco Mazza, difeso dall'avvocato Pietro Cascio, mentre ha disposto il rinvio a giudizio per un solo capo di imputazione, per Aldo Billeci, anche lui impiegato ai rotoli. Per lui il dibattimento inizierà nei prossimi mesi. Durante le indagini i carabinieri erano riusciti a ricostruire il passaggio di alcune mazzette da 800 euro l'una, grazie alle quali, pur non essendoci spazio all'interno dei cimiteri, diversi cittadini sarebbero riusciti a trovare una sepoltura, evitando di lasciare a marcire i loro cari in deposito. Era per l'appunto il 2020 quando venne messa a segno l'operazione dei militari del nucleo investigativo di Palermo. Così scrivevano all'epoca, dal comando provinciale in piena pandemia, all'esito di un'articolata attività di indagine caratterizzata fra l'altro dagli approfondimenti investigativi conseguenti al rinvenimento di pratiche anomale all'interno degli uffici del cimitero. Si è documentato il verificarsi di condotte concussive e corruttive a carico del direttore dei cimiteri. Veniva inoltre evidenziata la gravissima situazione di degrado del cimitero cittadino, al cui interno le salme, in attesa di sepoltura, rimanevano in giacenza per diversi mesi, causando problemi sotto il profilo igienico sanitario. De Roberto, dal canto suo, aveva sempre respinto ogni accusa, ma per il PM avrebbe invece accettato il denaro per favorire Trinca e la sua attività di pompe funebri. De Roberto era accusato anche di peculato perché avrebbe utilizzato un furgone del comune destinato ai rotoli per il trasloco della figlia. Immigrazione, soccorsi sì, porti aperti no. I salvataggi continuano, in 3 giorni 3.000 persone recuperate dalla Guardia Costiera, ma la tolleranza verso le ONG è pari a 0. Il neoministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha le idee molto chiare su quella che vorrebbe sia la linea del futuro dell'Italia sulla questione migranti, una linea dura che da un lato mira a impedire gli sbarchi irregolari nel nostro paese, dall'altra punta a evitare le morti nel Mediterraneo. Per il futuro la linea sarà puntare a che non ci siano navi che trasportano migranti nel Mediterraneo. Vediamo. Il neoministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha assunto la prima decisione ufficiale bloccando in mare 2 navi cariche di oltre 400 persone e impedendo loro di attraccare in Italia, porto sicuro più vicino. L'obiettivo del Viminale è quello di bloccare i migranti prima ancora che partano. Per farlo sarà necessario stringere intese con i paesi d'origine. Per il futuro, afferma il ministro dell'Interno, la linea sarà puntare a che non ci siano navi che trasportano migranti nel Mediterraneo. I flussi migratori vanno governati concedendo quote di flussi di ingresso regolare. Non possiamo consentire continui sbarchi con tragedie. La linea che intende seguire sull'immigrazione prevede l'intensificazione dei rapporti con i paesi di provenienza, ma anche di transito dei migranti, Libia e Tunisia su tutti, e stretta collaborazione con i partner europei per affrontare con politiche comuni un tema che nessuno Stato può gestire da solo. L'Italia chiederà ai partner europei di farsi carico, come lentamente sta cominciando ad avvenire grazie all'ultimo accordo di redistribuzione cui hanno aderito 16 Stati membri, dell'accoglienza di una parte dei migranti che sbarcano in Italia. E per quanto riguarda le ONG ha informato:
le 2 ambasciate degli stati di bandiera Norvegia e Germania, sulle condotte delle 2 navi Ocean Vikings e della Humanity One, attualmente in navigazione nel Mediterraneo. Non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale. Le condotte saranno valutate ai fini dell'adozione da parte del titolare del Viminale del divieto di ingresso nelle acque territoriali. Schifani convoca l'ARS il 10 novembre, dopo un mese inizia la legislatura in Sicilia, fra 14 giorni l'insediamento del Parlamento regionale, solo dopo arriverà il giuramento della Giunta. Vediamo. Adesso c'è una data, il presidente della regione Renato Schifani ha convocato la prima seduta dell'Assemblea regionale il 10 novembre alle 11. Quel giorno dunque si aprirà la nuova legislatura con il giuramento dei 70 deputati appena proclamati e l'elezione del presidente dell'ARS. Per questa poltrona il super favorito è il catanese Gaetano Galvagno, rieletto con Fratelli d'Italia. Fino ad allora Schifani rimarrà un uomo solo al governo. La giunta infatti entrerà in carica solo dopo aver giurato all'ARS. Questo momento però arriverà solo nella seconda seduta del Parlamento regionale, che a questo punto sarà probabilmente convocata il giorno successivo. I risultati definitivi del resto sono arrivati solo ieri. Per un mese gli uffici elettorali hanno elaborato i dati, arrivando ieri all'attribuzione dei seggi. La maggioranza ne avrà 40, mentre le 3 opposizioni potranno contare su 30 scranni. I partiti più rappresentati sono Forza Italia e Fratelli d'Italia con 13 deputati. Seguono il PD con 11, Movimento 5 Stelle con 11, Sud Chiama Nord 8, che però saranno divisi in 2 gruppi da 4. La Lega 5, Democrazia Cristiana 5 e Popolari e Autonomisti. Il tema non è soltanto una questione di voti, effettivamente i consensi sono stati moltissimi ed è proprio per quelli che noi combatteremo fino all'ultimo minuto per fare sì che il risultato possa essere quello cristallizzato e quello veritiero che esce dalle urne. Sostanzialmente è per questo che ci batteremo, perché è giusto comunque che venga rispettata la volontà degli elettori, nel bene e nel male, qualunque sarà il risultato. Ad oggi purtroppo è questo, sono state fatte diverse richieste per accedere agli atti. Le valuteranno, in alcuni casi sono state valutate negativamente, io ho fiducia che comunque gli organi preposti faranno il loro lavoro. Una fase successiva alla proclamazione, se così fosse, la prima tappa è il ricorso al TAR e nelle fasi successive ci sarà la possibilità di fare ricorsi incidentali da parte di chiunque, ma naturalmente poi oggi con la nuova legge è naturalmente possibile accelerare anche i procedimenti elettorali, naturalmente dovremo seguire quelli che sono gli iter del diritto amministrativo. Tranquilli sempre, la delusione rimane, la in bocca pure, anche perché se quelli che sono i risultati che noi stiamo verificando dai verbali effettivamente corrispondono al vero, devo dire che qualcosa non è andato. Il tema del fare politica non è essere attaccati alla poltrona, io penso che si possa fare comunque e la farò comunque, soprattutto nella fase in cui non sarò parlamentare, che sarà questa fase iniziale, non smetterò naturalmente di impegnarmi politicamente a livello comunale, a livello regionale, non mancherà l'impegno a prescindere da quello che è il ruolo amministrativo. Quella che è la battaglia sui seggi devo dire che è un po' triste, anche perché si parla di ricostruzione di verità, è quella che abbiamo cercato di fare e purtroppo qualcuno non era tanto d'accordo. Per quello che sto vedendo i margini sono ampissimi, devo dire che pensavo ci fossero dei margini anche per intervenire in una fase precedente alla proclamazione. Questo perché? Perché di fatto la ricostruzione che danno i verbali è una ricostruzione di un voto totalmente difforme rispetto a quello che poi risulta invece dalle preferenze che vengono assegnate ai vari candidati e questo comunque comporta 2 cose, da un lato la veridicità del risultato elettorale, dall'altro probabilmente anche la mancata attribuzione di seggi che in realtà dovrebbero essere attribuiti. Arriva nei cinema La stranezza con Ficarra e Picone e Tony Servillo che interpreta Pirandello. Vediamo. Poco fa durante la conferenza stampa già un po' ci ha raccontato come nasce l'idea, se possiamo ripetere come nasce l'idea di rispolverare la storia di Pirandello oggi. È un'idea che avevo da tanti anni e Pirandello è stato sicuramente uno dei miei miti giovanili, è uno scrittore che mi ha molto suggestionato e continua a suggestionarmi. In più c'era un precedente che ho raccontato e io sono stato molto amico di Leonardo Sciascia ed è stato proprio lui a regalarmi una biografia bellissima, ancora oggi forse una delle più belle che esista, di Gaspare Giudice su Pirandello e questo regalo forse in qualche modo ha chiuso il cerchio, diciamo, con questa vicenda proprio facendo questo film dove
ho mescolato elementi veri della sua biografia con dati fantastici e mi sono divertito con gli sceneggiatori a ricostruire una possibile retroscena per la nascita dei 6 personaggi, cioè il capolavoro che lo consacrerà internazionalmente. Per farlo avevo bisogno di 2 attori così amici del pubblico e in grado di dare una sfumatura che passa dal comico al drammatico, e ho trovato, come dire, la storia adatta per Salvo e Valentino, con cui da tanto tempo ci eravamo promessi di fare qualcosa insieme. Ci sono dei tratti di Pirandello in cui lei si rivede? Ma è molto difficile fare questo tipo di... Certo, Pirandello ci ha raccontato soprattutto che ogni identità, ogni percorso verso il riconoscimento di sé è anche un po' un'invenzione. E poi ci ha dato un'altra illuminazione, cioè che lì dove la vita non è sopportabile o è mal sopportabile, noi possiamo inventarci un'altra vita. Una storia banalissima ma veramente vera, come avete detto prima in conferenza stampa, quindi il tragicomico ma anche la finzione e la realtà. Diciamo che Pirandello si addice benissimo a voi, no? Un film su Pirandello non poteva che essere pirandelliano, per cui dentro c'è leggerezza, c'è profondità, ci sono vari strati, e io dico pure non c'è soltanto Pirandello, ma c'è quella stranezza che ognuno di noi sente dentro quando è lì per concepire un'idea nuova. Può capitare a un imprenditore, può capitare ad un ragazzo, quindi è veramente un film sulla creatività. Sì, è sicuramente un viaggio fantastico diciamo nell'immaginario di Pirandello, che se non è vero è verosimile, quindi è, come dire, un momento della vita di Pirandello sicuramente diciamo, tratto da cose reali. Lui scese veramente per il compleanno di Verga, intrecciato a dei momenti fantastici che ha immaginato Roberto insieme ai suoi sceneggiatori, ed è stata un'occasione per ripercorrere la vita di Pirandello, per vedere in azione Pirandello lontano dalla sua monumentalità, lontano dalla polvere che certe volte, come dire, i libri depositano sopra un personaggio. Qui lo vediamo vero, vivo, in azione, titubante, pensieroso, inquieto, quindi è un film secondo me molto, molto vero, molto bello, poetico, comico, nostalgico, ci mostra una Sicilia meravigliosa, una Sicilia vergine, ingenua, bella, molto bella. Ci è sembrato anche di stare un po' a casa, abbiamo rivisto tanti volti noti, anche Tuccio Musumeci che si ripresenta insomma nel grande schermo. Anche per voi è stato un po' così, recitare appunto come in una grande famiglia? Sì, era una grande famiglia, sottolineata dal fatto che quasi tutti parlavamo in siciliano nel film. Per cui noi spesso nei nostri film diciamo sempre pensiamo in siciliano e parliamo in italiano, qui invece pensavamo in siciliano e parlavamo, nella grande maggioranza del film, in siciliano. Non dire che noi pensiamo, che è brutto. È brutto. Un film che è anche un po' una macchina del tempo, si diceva prima. Qual è stata la sensazione che avete provato nel ritornare nel teatro in cui Pirandello fece la prima di 6 personaggi in cerca d'autori? Ritornare al Valle ricostruito e scenografato esattamente così come era nel 1921 alla prima dei 6 personaggi in cerca d'autore è stato veramente un viaggio nel tempo meraviglioso. Tutte le comparse, gli spettatori che erano lì vestiti proprio, era quasi strano, come dire, quando dicevano è pausa e tu uscivi fuori e c'era la vita reale. Quello era strano, uscire ogni tanto dal set, uscire fuori e incontrare le macchine, cioè ti aspettavi talmente immerso in quel momento, in quell'epoca, che quando uscivi ti aspettavi di vedere passare una carrozza. Ecco. La vostra prossima tappa? La
La nostra prossima tappa non la sappiamo, sappiamo che questa è una tappa molto bella e molto importante del nostro viaggio artistico e ci piacerebbe visitare quanti più posti possibili e ci auguriamo che il pubblico, come dire, sappia cogliere questa nostra voglia cogliere questa nostra voglia, faccio questo gioco di parole, di frequentare posti diversi e che gli possa venire anche il desiderio di viaggiare con noi. Questo gli diciamo alle persone: dateci fiducia, venite a vedere che cosa c'è questa volta. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Ad Agrigento un convegno a tutela dell'ambiente e del territorio. Arturo Cantella. Oggi un importante evento formativo, la tutela dell'ambiente e del territorio, con validi partner che parlano appunto di questo problema. Ecco, ma quanto è sentito questo problema, in particolare nella nostra provincia, Avvocato? Il COA di Agrigento, attraverso l'accreditamento di questo evento formativo organizzato con FIDAPA e con la presenza di illustri relatori dell'Arma dei Carabinieri, il tenente colonnello Castronovo, dell'ingegnere Gabriella Battaglia, di un nostro iscritto, l'avvocato Schembri, e della dottoressa Nerina Occhipinti, che è presidente di sezione alla Corte d'Appello di Caltanissetta, ha inteso organizzare questo evento di grande importanza, soprattutto per la città di Agrigento, per la tematica che tratta, che è quella della tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'argomento sarà trattato da più punti di vista, non soltanto quello normativo, sia amministrativo sia penale, ma anche l'approccio tecnico e l'attività che svolge l'Arma in termini di repressione e di controllo del territorio. La presenza degli avvocati è di particolare importanza perché gli avvocati intendono essere presenti attivamente con la propria professionalità rispetto al territorio agrigentino, non soltanto nel momento in cui arriva la sanzione e quindi c'è il provvedimento che colpisce un imprenditore o un cittadino che ha disatteso la norma a tutela dell'ambiente e del territorio, ma vuole esserci anche prima, cioè quando il cittadino ha la necessità, soprattutto se è un imprenditore, se è un soggetto che ha un'attività commerciale o imprenditoriale, ha la necessità di avere una consulenza per comprendere ciò che si può e si deve fare in materia di tutela ambientale e del territorio. Dunque è importante essere presenti non soltanto nel momento in cui arriva una sanzione, ma è importante essere presenti e avere una professionalità come quella di un avvocato nel momento in cui si deve prevenire un danno ambientale. Prevenire significa tutelare le nostre bellezze, che ovviamente sono volano di una economia sana che abbia come fulcro proprio la tutela della bellezza. Oggi si discute di tutela ambientale e del territorio, una iniziativa che vede coinvolti numerosi partner in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati come evento formativo. Sì, la FIDAPA praticamente si interconnette con gli organi istituzionali, con gli ordini professionali, con le altre associazioni, con il club service, perché insieme si può lavorare e quindi agire così sul territorio. Ecco, la nostra associazione si occupa anche delle tematiche sociali, attraverso mostre, convegni, incontri culturali e quant'altro, cerchiamo di far emergere le problematiche che esistono nell'ambito della società. Ecco, per questo biennio, per il biennio 2021-2023, noi ci siamo proposti di essere unite per un fine comune, quindi per la formazione, per l'istruzione e per la cittadinanza attiva. E nell'ambito appunto di questa cittadinanza attiva noi ci stiamo soffermando per la tutela dell'ambiente. Ecco, sottolineare come noi possiamo nel nostro piccolo contribuire anche a sanare quel poco che possiamo fare per l'ambiente. Naturalmente ci dobbiamo mettere tutta la nostra buona volontà. Certamente noi con il nostro progresso non vorremmo diciamo, rinunciare a tutto ciò che abbiamo,
però dobbiamo evidenziare e cercare di limitare determinati sprechi. Ecco, questo è importante e il nostro Stato, proprio la nostra Costituzione, riformulando, rimodellando gli articoli della Costituzione, appunto, l'articolo 9, l'articolo 41, ma anche quel 117, ha inserito anche l'ambiente e l'ecosistema. Parlare di ambiente oggi, di tutela dell'ambiente, può sembrare scontato, può sembrare semplice. In realtà non è così, perché la consapevolezza della necessità di difendere l'ambiente come patrimonio comune, come bene comune a tutti, è una consapevolezza di acquisizione recente. Si è passati da una concezione dell'ambiente antropocentrica, cioè da una visione dell'ambiente asservita esclusivamente alla salute dell'uomo, funzionale ad assicurare un determinato livello di qualità nella vita dell'uomo, ad una concezione ecocentrica. L'ambiente è un bene suscettibile e meritevole di tutela autonoma. In questo senso si è mosso, io mi occupo di penale, quindi il legislatore penale, anche attraverso la legge 68 del 2015, l'incontro di oggi vuole essere anche un'occasione di approfondimento delle problematiche che tuttora persistono nell'applicazione della legge, che vanno da alcuni profili di indeterminatezza a profili interpretativi legati alla nozione di inquinamento, di alterazione, compromissione dell'ambiente. L'ultima recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione rappresenta, in cui il bene ambiente entra a far parte dei principi, la tutela dell'ambiente viene configurata tra i principi fondamentali dello Stato, rappresenta questa modifica anche un ulteriore suggello e conferma della importanza della materia trattata e soprattutto dell'urgenza, del carattere improcrastinabile, ecco, della problematica connessa. L'Arma dei Carabinieri ha accolto con grande piacere questa iniziativa proposta da Fidapa e dall'Ordine degli Avvocati. Effettivamente oggi l'ambiente è una problematica di cui si parla, si deve parlare, perché l'ambiente è fatto segno di grandi torture a suo carico e non abbiamo certamente un pianeta B su cui poter andare. Quindi la tutela dell'ambiente, la sua salvaguardia e laddove è necessario l'azione repressiva da parte delle forze dell'ordine deve essere il nostro faro comune e deve animare le nostre azioni. Il nostro territorio spesso è interessato da questi reati, in particolare mi riferisco agli sversamenti a mare di opifici industriali. Purtroppo sì, ci troviamo in un periodo in cui, iniziata la molitura delle olive, inizia lo sversamento delle acque di vegetazione, molto spesso nelle fognature, e da qui attraverso i depuratori che vanno in tilt nei corpi ricettori, creando dei danni biologici di dimensioni devastanti, perché l'olio all'interno del corpo ricettore e quindi dell'acqua crea una moria di pesci e comunque della ittiofauna, vegetazione, della biofauna in generale, che dà danni veramente irreparabili. Calcio, ieri l'Acragas contro il Resuttana San Lorenzo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza. I biancazzurri si sono aggiudicati il primo round vincendo 1-0. Domenica prossima, partita di campionato all'Esseneto, arriva la Pro Favara. Carmelo Lentini. Prima del fischio d'inizio, la società dell'Acragas ha voluto ricordare il nostro Sandro Parisi, deceduto prematuramente la scorsa settimana. Un lungo applauso da parte del pubblico presente ha sottolineato il rispetto per una persona che da circa 40 anni andava su e giù per il rettangolo di gioco per immortalare con la sua immancabile fotocamera i momenti più belli delle gare che si sono disputate allo stadio Esseneto. Tornando alla partita con il Resuttana,
Con un gol di scatto l'Agragas supera il San Lorenzo, solido in difesa, manovriero a centrocampo. Non è stata la solita squadra biancazzurra vista in queste ultime giornate, infatti ha evidenziato un approccio approssimativo ed anche un po' di stanchezza e poca lucidità, specie nel primo tempo. Le azioni più nitide sono arrivate con Mansour al terzo, il cui tiro, destinato all'angolo basso, esce fuori di poco. Al 26esimo Bruno ruba palla ad un difensore, si presenta tu per tu con il portiere compagno che provvidenzialmente lo chiude con un'uscita mozzafiato. Al 32esimo arriva invece il vantaggio con Vitelli che supera come birilli 3 avversari e deposita il pallone in fondo alla rete. Sbloccata la gara, qualcuno pensa che la strada è adesso più spianata per altre marcature, ma non è così. Gli ospiti in maglia rosanero stringono le fila, creano una rete fitta a centrocampo con il nuovo ingresso di Corsino ed iniziano a punzecchiare la retroguardia agrigentina. All'82esimo su un traversone in area biancazzurra spicca la testa di Clemente che segna. L'arbitro annulla su segnalazione delle guardialine. Un minuto più tardi l'Agragas potrebbe invece chiudere la gara ed un colpo di testa di Pavicic fa gridare al gol, ma il pallone, secondo l'arbitro, non aveva superato la linea di porta. Adesso la qualificazione diventa un rebus e può succedere di tutto mercoledì 9 novembre allo stadio Pasqualino di Carini. Adesso l'attenzione è rivolta al prossimo match di campionato in programma domenica prossima allo stadio Esseneto contro il Profavara. Ed ora le interviste. Una partita giocata un po' sotto ritmo dalla mia squadra, anche se abbiamo tirato tante volte in porta, abbiamo concluso tante azioni, però ho visto la mia squadra soprattutto nel primo tempo con degli sviluppi molto lenti, quindi una squadra molto compassata, macchinosa. Nonostante tutto abbiamo creato tanto, dobbiamo riflettere subito perché non c'è tempo, dobbiamo capire che per rovinare tutto quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto fino ad oggi basta pochissimo, quindi dobbiamo capire che le partite si devono chiudere perché alla fine stavamo rischiando, nonostante il mio portiere non abbia subito un tiro in porta, stavamo rischiando di pareggiare la partita stessa, quindi dobbiamo essere più bravi, dobbiamo crescere sotto il punto di vista della mentalità, perché questa è una squadra che è stata costruita per aggredire le partite e noi le dobbiamo aggredire come ho chiesto già dopo Casteldaccia alla squadra, quindi dobbiamo fare un mea culpa se il risultato è streminsito, dobbiamo lavorare tanto sotto porta, dobbiamo lavorare tanto sotto il punto di vista della mentalità. È chiaro che già da domani cominceremo a preparare la partita di Favara. Una partita costellata di molti errori e la squadra l'abbiamo visto anche molto impacciata. Certo c'era il merito dell'avversario che sapeva contrastare, però non abbiamo visto l'Agragas di altre giornate. Sì, l'ho detto proprio poco fa. Dobbiamo capire pure che questa squadra sta giocando ogni 3 giorni, questa squadra, anche se stiamo adottando delle rotazioni, questa è una squadra che a livello mentale spreca tante energie e quindi potrebbe essere pure dovuto a questo, però ti ripeto, conosco ormai bene questi ragazzi, questi giocatori che alleno da 3 mesi e quindi è chiaro che secondo me potevamo fare meglio e su questo dobbiamo lavorare. Domenica arriva il Favara, quindi una partita di cartello, un derby. Come la preparate? Sono tutte partite di cartello perché non ci sono avversari che si spostano perché siamo l'Agragas, quindi le partite bisogna vincerle dentro il campo, non ci sarà mai nessuno che si scanserà come si dice e quindi dobbiamo preparare al meglio questa gara perché per noi da quella di domenica fino alla fine saranno tutte delle partite che devono incidere. Mister, finisce 1-0 per l'Agragas, l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, che partita è stata l'Esseneto? È stata una partita che più o meno ci aspettavamo, non ci aspettavamo di fare gli errorini che abbiamo fatto oggi, che di solito in quest'ultimo periodo non abbiamo commesso, quantomeno già nell'ultima parte avevamo ridotto.
però è normale che ci sta anche un avversario, c'era anche la prima partita di alcuni perché abbiamo messo parecchi under, però tutto sommato poi i ragazzi pian piano hanno fatto la loro partita, con gli errori che ci sono, su cui dobbiamo lavorare, però tutto sommato, considerando anche l'avversario, si è fatta una buona prestazione. Che gara si aspetta al ritorno? Ma cosa mi aspetto? Sicuramente loro partono col vantaggio del gol fatto, quindi dobbiamo cercare di farlo noi, perché comunque siamo nelle condizioni di poterlo fare. È ovvio che affrontiamo una squadra forte, una squadra che è in salute, che ha fatto 7 risultati utili consecutivi in campionato, quindi affrontiamo una squadra forte sicuramente, però togliendo degli errori che oggi abbiamo causato noi, perché fino a quando l'avversario è merito dell'avversario per me va benissimo, quando ci complichiamo un po' la vita noi sicuramente quello mi dà un po' fastidio, però è qualcosa su cui si può lavorare. Ho visto una squadra imbottita di molti giovani, devo dire anche di talento. Quali programmi ha questa sua squadra in questo campionato? Ma guardi, noi abbiamo una squadra che è un grande mix di giovani ed over. I giovani nostri sono alcuni un po' più pronti rispetto ad altri, ma quelli che sono meno pronti sono di prospettiva, hanno solo bisogno di giocare, di fare un po' di esperienza. Quindi noi cerchiamo di ottenere il risultato mettendo in campo quelli che sono i migliori ogni domenica, a prescindere dall'età. Non ci poniamo dei limiti se un ragazzo è più giovane di un altro. Cerchiamo di mettere quelli che ci danno più garanzie per quella partita e abbiamo dei giovani che possono nel tempo dire la sua. Quindi oggi ce n'erano 5, la scorsa volta in Coppa Italia addirittura 6, quindi dico non ci poniamo questo problema. È normale che eravamo anche un po' in emergenza perché ci mancava qualche difensore, però quelli che hanno giocato si sono fatti trovare pronti e hanno fatto la loro parte. Sì, la Lega è territorio, l'incontro organizzato dal Presidente Morgana è molto importante perché è un incontro che di fatto vede impegnati un po' gli stati generali del mondo del calcio a livello della regione Sicilia, e quindi un momento di confronto, di dibattito, di riflessione e di assunzione di responsabilità per il futuro. I problemi sono tanti per il mondo dilettantistico e giovanile della regione Sicilia, dalle problematiche del vincolo al contratto di lavoro sportivo, al caro energia, caro bollette, l'impiantistica sportiva, la necessità di supportare le società in termini di nuove iscrizioni, di presenza sul territorio, di mantenimento attraverso la squadra di calcio dell'identità della presenza del comune a livello sportivo. Quindi c'è tanto da lavorare, però ci sono tutte le condizioni con il Comitato Regionale Sicilia, con il Presidente Morgana, di portare avanti questo progetto in unità di intenti. Tante le società in Sicilia, ce n'è una fuori dimensione che è il Catania, che sta facendo grandi cose, Presidente. Sta facendo grandi cose, è una grande città, una storia sportiva importante, tante volte si cade e si riparte, non è accaduto solo al Catania, e quindi l'augurio ovviamente è che questa società possa andare avanti con risultati positivi, con successo, tornare a quelle che sono le dimensioni dei risultati sportivi che ha sempre avuto nella sua storia. Peraltro spesso avviene, è avvenuto anche per il Palermo e per tante altre realtà, che anche grandi città debbano ripartire in un percorso che è importante che sia sviluppato attraverso un progetto pluriennale e che porti a una solidità e a una stabilità della società ai livelli che meritano. Abbiamo avuto questo incontro importantissimo, al Presidente Abete abbiamo rappresentato l'entusiasmo del mondo calcistico siciliano, la voglia di andare avanti, la voglia, come dice lui, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, nello stesso tempo i problemi che stiamo affrontando, i problemi collegati al rincaro energetico, collegati all'impiantistica sportiva, collegati alla questione delle sponsorizzazioni. Io credo che in tutte queste cose siano state recepite dal Presidente, e spero anche
che le affrontiamo al più presto e diamo una dimensione di maggiore serenità alle nostre società. Io penso che il grave limite che ha il mondo dilettantistico. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.